Ripartono da oggi i cantieri alla Valle dei Templi di Agrigento, si torna così a scavare nel sito del teatro ellenistico. La nuova campagna che si è aperta oggi alla presenza dell'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, del direttore della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, che dirigerà i lavori insieme all'archeologa del parco Valentina Camineci, Maria Concetta Parello, Maria Serena Rizzo, permetterà di indagare la parte centrale e meridionale del teatro, sperando che l'interramento abbia mantenuto le strutture in un migliore stato di conservazione. È un momento importantissimo, noi tutti speriamo di lasciarci presto la pandemia alle spalle, ma nel frattempo riprendono i lavori, riprendono gli scavi per ritrovare, riportare alla luce il teatro ellenistico grazie al Parco Archeologico della Valle dei Templi. È un momento di inizio importantissimo, un cantiere che durerà 6 mesi e sarà anche un cantiere didattico, perché potranno venire i visitatori, potranno venire gli studenti universitari, c'è un accordo anche con l'Università siciliane per fare in modo che questo cantiere sia un cantiere aperto, che faccia in modo di testimoniare al mondo, è proprio il caso di dirlo, la magnificenza dell'antica Kragas di Agrigento, dell'Agrigento storica. Sì, era nei nostri pensieri riprendere l'approfondimento scientifico nell'area del teatro, abbiamo impegnato le somme, le abbiamo appaltato e questo lavoro ci consentirà di ampliare le nostre conoscenze perché si procederà a uno scavo nella parte centrale e meridionale dell'area del teatro. Successivamente saranno fatte altre opere, finanziate altre opere? Per ora aspettiamo cosa tireremo fuori da questo studio che impegneranno per i prossimi mesi le nostre archeologhe e ci sarà da attivare una serie di procedure e di conoscenze per cui l'aspetto futuro lo vedremo strada facendo. Dopo tanti mesi di attesa finalmente possiamo dire che ricominciamo con la ricerca in uno dei siti più importanti della nostra città e questo con il migliore degli auspici perché appunto le ricerche che inizieremo a breve ci porteranno a indagare la parte centrale dell'edificio teatrale di Agrigento, tanto caro agli agrigentini che sono stati presenti accanto a noi a seguire le prime fasi della fortunatissima scoperta di questo monumento cercato vanamente per secoli. E quindi adesso siamo felici di poter ricominciare la ricerca e ben presto insomma, coinvolgere di nuovo il pubblico di affezionati che ci segue con grande interesse nelle attività didattiche che faremo durante il cantiere e quindi anche il cantiere aperto. L'obiettivo ovviamente è sapere di più di questo monumento straordinario, dalla posizione straordinaria che ha questo palcoscenico naturale offerto appunto dalla Collina dei Templi e che è un monumento chiave anche nell'urbanistica della città perché costituiva l'ingresso scenografico alla Agorà, quindi al foro della città ellenistico-romana. La nostra è un'azienda che lavora da tantissimi anni nel restauro e negli scavi archeologici. Noi abbiamo lavorato tanto qua sulla Valle dei Templi e da tantissimi anni e conosciamo bene il territorio. È ricco di tanti reperti archeologici, di tanti ritrovamenti archeologici e questo teatro è stata è stata ritrovata da poco. Vi siete fatti un'idea all'incirca sulla consistenza del teatro, sul perimetro, non so, avete fatto qualche rilievo? Sì, abbiamo, bene o male sappiamo l'area interessata, però ancora c'è da vedere dove arriva, come si estende, dove va a finire in sostanza questa cosa. Per cui bisogna ricercare ancora e stabilire il tipo di intervento da fare.